Ecco, com'è andato l'incontro oggi? Incontro positivo, abbiamo avuto modo di accogliere i rappresentanti sindacali in un clima positivo, abbiamo accolto appunto le istanze che ci vengono proposte sia di caratura nazionale, perché appunto sono qui per rimarcare appunto la problematica relativa a 3 anni di mancato rinnovo contrattuale a livello nazionale. Già più scioperi sono stati fatti in questi anni, adesso penso e credo sia arrivato il momento che le sigle datoriali debbano sedersi al tavolo e finalmente fare una concertazione con le varie rappresentanze datoriali in modo tale da poter finalmente rinnovare questo tipo di contratto che a livello nazionale in tante altre realtà sono stati rinnovati. Il trasporto pubblico, ahimè, viene messo sempre in un secondo o terzo piano, quando invece abbiamo visto l'importanza che ha il servizio pubblico. E più abbiamo avuto modo di poter anche discutere della situazione della vertenza sindacale, non solo della tematica appunto strettamente veneziana, proprio di Venezia, sulla tematica appunto ACTV e il servizio che viene erogato. Allora, al netto che si viaggia ancora il 50% della capienza e anche qui ci faremo portatori appunto di una richiesta, perché ormai, come vediamo, ci stiamo avvicinando alla zona bianca, a maggior ragione abbiamo bisogno che in mezzi il servizio sia adeguato per l'aumento importante del turismo, soprattutto qui a Venezia, e dare un servizio degno del nome, soprattutto perché ricordiamo che il turismo è la prima fonte, diciamo così, la prima industria del Veneto. Non possiamo Venezia che sia azzoppata per un trasporto di dimostrazione appunto a livello internazionale scarso. Seconda cosa, dunque, ci faremo portatori di sollecitare ancora di più il Ministro e il Governo affinché questo possa avvenire in tempi brevi. E secondo, sollecitare anche l'amministrazione comunale affinché questa vertenza si concluda quanto prima e faccia sì che non ci sia ancora questo muro contro muro tra lavoratori, sindacati e azienda e comune, perché ne va della credibilità di un'azienda importante, funzionale, con una professionalità altrettanto, ma che oggi viene messo in forte discussione appunto per logiche che, ahimè, tardano a capire e a farci capire, diciamo così, le vere motivazioni, perché capiamo tutti che c'è stato e c'è tuttora un problema legato alla pandemia. È altrettanto vero che una città come Venezia risorge in fretta ed è ovvio che il trasporto, che è fondamentale in questa città, debba per forza di cose essere degno del nome, e soprattutto ricordando che serve un ulteriore passo avanti nel riconoscere la specificità della nostra realtà, perché Venezia è Venezia. Una sola cosa, il bilancio CTV 2020 è stato chiuso in pareggio. È stato chiuso in pareggio ed è uno anche di questi motivi perché non si capisce come mai ci sia ancora questo, diciamo così, muro contro muro tra datore di lavoro, comune e sindacato e lavoratori, perché non possono essere alla fine a dover pagare il prezzo più alto sempre i lavoratori. I lavoratori stanno mettendoci anche del suo, hanno lavorato nel momento in cui dell'inizio della pandemia e nel continuo della pandemia, mettendo a rischio la propria salute e di quelle dei propri familiari, ma nonostante tutto sono ancora qui presenti a protestare per un servizio, perché ci credono al posto di lavoro, ci credono nel loro posto di lavoro, nella loro professionalità e nell'azienda stessa, perché la ACTV è un'azienda sana e non può essere messa in discussione, perché c'è stato un calo dovuto alla pandemia, ma come sappiamo è un calo generazionale da tutte le realtà, diciamo così, a livello mondiale, e dunque non può essere ancora una volta a dover pagare il prezzo più alto, che siano i lavoratori e l'azienda stessa. In tutto questo anche i cittadini veneziani e soprattutto i cittadini veneziani, perché non dimentichiamoci che i cittadini di Venezia ancora oggi stanno ancora di più rispetto a tante realtà, già prima si trovavano in grossa difficoltà a convivere con tutta la mole di turismo che c'era, oggi si ritrovano maggiormente, diciamo così, colpiti con un servizio ridotto, con una situazione, diciamo così, di servizio precario, e non può certamente poter continuare ancora tanto in questa maniera, perché avanti di questo passo imploderà nel vero senso della parola. Fino ad oggi si è cercato, nonostante le proteste, a trovare anche un confronto, un dialogo, ma non possiamo andare oltre, perché il momento di rottura è anche vicino, perché come abbiamo avuto un modo di sentire da parte dei rappresentanti sindacali, dagli stessi lavoratori, insomma, sono in forte sofferenza, e sappiamo tutti che poi dopo a un certo punto, insomma, il lavoratore non può solo subire e
arriverà anche al punto che il lavoratore dovrà reagire, ecco. E dunque non possiamo neanche però condannare a prescindere, diciamo così, perché insomma il servizio deve essere fatto, ma devono essere messi i lavoratori anche nelle condizioni di poterlo fare. Oggigiorno sono loro i bersagli delle mancanze, diciamo così, di gestione a livello, diciamo, di governance all'interno aziendale. Questa è la mancanza, a mio modesto parere, che va sottolineata. Ecco. Non è questione di voler creare, diciamo così, guerriglie, però è un dato di fatto che oggi i lavoratori sono messi, diciamo così, nel banco degli imputati, quando sono invece loro le prime vittime a soffrire tutto questo scempio che sta avvenendo. Come si spiega secondo lei che non ci sia stato ancora un passo in avanti da parte di ACTV o AVM? Allora, da parte del CTU AVM c'è questa, diciamo così, considerazione, fa leva con la problematica, diciamo, degli incassi derivanti appunto delle mancate di incassi del turismo e tutto il resto, però ciò non toglie che comunque lo vediamo tuttora, i turisti stanno ritornando, e se il bilancio del 2020 in piena pandemia si è concluso positivo, non possiamo capire nei primi mesi che si possa creare tutto questo caos in una città importante come Venezia, quando che non si è concluso assolutamente il bilancio, non abbiamo bilancio in rosso, dunque non vedo per quale motivo si debba per forza di cose continuare in questa strada. Ripeto, qualcosa da migliorare, per carità, i sindacati hanno dimostrato volontà di voler sedersi attorno al tavolo, ma il muro contro muro non porta da nessuna parte, il rischio è poi che dopo ci sia una rottura e chi ne va di mezzo, appunto, dai lavoratori da una parte, ma soprattutto l'utenza e i cittadini dall'altra, e l'immagine che diamo sarebbe veramente un'immagine sbagliata a 360 gradi, perché con il ritorno di turisti non possiamo dare un servizio sia per i cittadini ma anche per gli stessi turisti che vengono in maniera desolante rispetto, abbiamo già visto le code ai pontili, abbiamo visto le code nelle varie fermate, dunque non possiamo offrire un'immagine sbagliata, perché il turista poi dopo, una volta che ritorna nel proprio paese, si porta appresso anche tutte queste mancanze, e se noi non vogliamo cadere su questa, diciamo così, mancanza da parte di chi deve gestire il servizio, sarebbe veramente un grave handicap che poniamo di fronte appunto alla volontà, esigenza del stesso turismo. Ecco, questo è quanto. Io penso che da parte della Regione c'è la massima collaborazione, il massimo ascolto, la massima operatività. Ovvio che sia con il governo il dialogo, sia anche col comune è sempre aperto, speriamo che prevalga un po' anche un buon senso e ci sia anche la volontà, diciamo, finire di questa contrattazione che ormai da più mesi vede le parti contrapposte, e questo è una difficoltà appunto per la città stessa. Grazie mille. Grazie a te.